No, I'm not a writer. Ti piace il ponticello della morte, Amy? No, hai un po' di paura. Ma è robusto, senti, senti! Porco. Vabbè, trema un po', però insomma. Dai, ci passa le macchine come non ci passa a noi. Siamo anche smilzi. Ma cosa vuoi? Io ero qua nel mio. Sei arrivato tu a rompere i coglioni. Almeno le qua sono simpatiche. Vedi, atterrano, fanno le loro cose da qua. Bello Amy qua. Ci piace. Noi stiamo qua. Poi arrivano sti qua a importunarci. Cigno importunatore. Porca troia. Ancora. Gli hai fatto il gesto al mio cane pericoloso. Gira la testa di là. Porca troia. Guarda che tiene sulle ali pronto all'attacco, vedi? È un cigno a combattimento. Ecco, vanno via tutti. Ciao cigni, ciao qua. Ci vediamo dopo. Sì. Sei gelosa? Sei gelosa dei qua? Sei gelosa dei qua? Perché ho parlato coi qua? No. Dai, Ursu. Vai tu, cosa vuoi? Cosa vuoi, cagnazzo? Mica che puzzi come il male adesso perché sei andata a bagnarti tutta. Mannaggia, sti cani. Guarda che torna tuo amico. Guarda. Vedi, sta zitto stavolta, t'ho sentito. Cosa? Cosa qua? Chi è che ha detto qua? Che bella quella nera là. Anche... Ah sì? Come il mio clacson. Sti cani pericolosi. Dove vai te? Non va bene. Mi dipingevo la faccia e le mani di blu. Ciao qua, che c'è anche Loco là. C'è Loco. Cazzo che bene si va con questi scarponi, porca miseria. No, hanno un grip incredibile anche nel sbriscioso. Cosa dice, Amy? Fa tutti i versi da qua. Hai sentito? Tutte le cose. È il gallo che viene a controllare tutto. Guarda che sono rimasti dei fiori, questo e questi gialli. Vai fiore, chi la dura la vince, perché io ho visto che lei ha visto che c'è un gatto qua, sono andato a nascondersi. Te i gatti, dai, cosa ti hanno fatto quei poveri gatti? Lascialo in pace, dai, andiamo. No. Dai Mona, guarda che lavoro. Tira giù quella zampetta da terrier. Guarda che panchinetta ragazzo, per metterti con la cicetta magari d'estate, guarda cos'hai. E c'hai tutto il panorama. Io te l'ho puntinata, te le ho chiamate nella puntina delle mappe di Google Maps, che trovi poi
quando sarà pronta la puntina, panchine con panorama, comunque vedi, insomma. Certo il mio consiglio è di fartelo tutto, cioè ti ho detto di prendi la bici e te lo giri tutto perché veramente merita, anche la parte di là. E poi, porca miseria, vedo di ribeccarlo con le mappe e te lo puntino lo stesso, anche se oggi non ci siamo andati. In culo lì c'è un agriturismo bellissimo, in fondo, ma ci arrivi in bici, cioè anche a piedi, ma ne hai da camminare. Sarà tipo 6 km, un po' di più, non so. E lì c'è questo agriturismo molto ben curato, no? Tipo, sai, stile montagna con tutti i fiori, su nella collina che vedi tutto il lago, tutta la vallata, è stupendo, bello lì, c'ero stato, e andarci anche tu. Però così sto facendo pubblicità a destra e a manca io, porca troia. Adesso vado là e gli dico, capo, batte in cassa. Che venale che siamo oggi, Canemone. Vedi quella, noi non andiamo a disturbare, ma dovrebbe essere la casetta dei qua e dei cigni, no? Sì, sono sempre i soliti, è bello, da anni che vengo qua e vedi sempre le due oche colorate, i due cigni, che però sì, se hai qualcosa da mangiare ti si avvicinano, Cioè io gli ho dato da mangiare più volte a quelli. E le qua, no dai, sono abbastanza socievoli, abituati. A parte oggi avevano le balle girate. Comunque ti dicevo, va che sei bambini, portali, perché è bello e ci sono giostre ovunque. È ottimo appunto anche per i picnic, non qua che è più zona, vedi, centro dove ci sono le case, no, vai più in là. Cioè, devi andare dall'altra parte, ok? Quindi attraversare col ponticello e continuare verso destra. E lì c'è tutta la parte selvatica, no? Cioè selvatica, la parte un po' più naturale. Ecco, vedi, c'hai anche, guarda, lo scarico delle grigie lì per terra, l'acqua che è sempre, l'hanno messa sempre corrente per non farla ghiacciare, sia qui per lavarti i piatti che lì per caricarti l'acqua nel camper, no? Cazzo, figata! Ogni parcheggio è la colonnina del 220 funzionante. Buono. Maledetto i scioretti che ho trovato per strada, che avevano il camper che d'inverno non passa mai nessuno. Noi andiamo a impantanarci, ci impantaniamo per bene, vero cane? Yeah, siamo intabanati come siamo conciati qua. Ma se sto cane deve sempre stare nei bordi, fare le cose pericolose, cane, poi cadi in acqua e ridiamo. Che bello lì per fare il picnic. Adesso vado lì e te lo puntino come area picnic sulla penisola. Sì, lo chiamo così. Tra tutti i suoi retaggi indifferenti, bellissimo. Guarda che roba. Guarda che vista che c'hai dopo. E vado a ogni posto che vado mi trovo i matti in giro, di che ciao, non di che... gente che ti ferma. Sì. Ciao.